Incidenza 49 su 100.000 persone, RT a 0,79, percentuale di occupazione delle terapie intensive al 4%, al 3% per quanto concerne l'area non critica, a fronte dell'83,2% di veneti vaccinati sulla popolazione vaccinabile. Sono i parametri che indicano che in Veneto il virus sta retrocedendo a 3 settimane inoltre dalla riapertura delle scuole. Vi ricordo che se avessimo i parametri non modificati, cioè i limiti per il passaggio di zona non modificati, noi oggi abbiamo quelli che sono stati, saremmo comunque in una ottima situazione. Quanto al Green Pass, Zaia ripete che è necessario qualche aggiustamento. Spero che il governo cerchi di venire incontro alle imprese e ai lavoratori. Molti imprenditori mi rappresentano una difficoltà in assenza di manodopera, di dover magari rinunciare ad una manodopera strategica o dei collaboratori strategici da un lato. Dall'altro io penso che le modalità di controllo debbano essere, diciamo, più progettate, diciamo, devono essere progettate in maniera un po' più sartoriale rispetto alle esigenze e alle modalità di movimento dell'impresa. Penso che ad esempio riconoscere anche la validità di una diagnostica che l'impresa può gestire, pensate non so, ai tamponi salivari, tanto per fare un esempio, dove comunque l'operatore a quel punto sarebbe avrebbe una funzione, diciamo, marginale rispetto a una diagnostica più invasiva dove tu vai giù in rinofaringe, vai giù in maniera importante. Ecco, anche questo potrebbe essere un segnale dall'incontro alle aziende e ai lavoratori. E l'altro, che è quello che abbiamo sempre detto anche noi, davanti anche a questo andamento di curva del contagio, forse varrebbe ancora la pena di riesumare il tema delle 72 ore della durata del tampone. Boccia l'ipotesi di una riapertura al 35% delle discoteche. Io vi dico solo che ho visto una parte della proposta delle discoteche, io la ritengo veramente, cioè, una roba impraticabile pensare a un 30-35%, 35%, impraticabile, e soprattutto davanti a un settore che ha dato l'anima, cioè non so quanti locali riapriranno.